Allestiti domani e lunedì chiamati alle urne oltre 500.000 di elettori in 84 comuni del Veneto, occhi puntati su Chioggia, Conegliano Este, Albignasego e San Giovanni Lupatoto. E lunedì dalle 14.30 la maratona elettorale di Antenna 3 per seguire passo dopo passo lo spoglio delle urne, vincitori e vinti tutti i protagonisti del voto in una diretta non stop. Un'altra tragedia sulle strade: nel primo pomeriggio ha perso la vita un uomo di 52 anni uscito di strada con la sua auto a Piove di Sacco. Paura stamane a Portogruaro, 20enne da fuoco alla cucina di casa dopo una lite con i suoi genitori. L'intervento dei vigili del fuoco scongiura il peggio. Inquietante episodio e confinita a Montegrotto e Battaglia Terme, un uomo di nazionalità marocchina trovato in un casolare abbandonato dopo essere stato legato e ferito. La folle discesa con la jeep sulle scalinate del Tempio di Possagno, in via di identificazione gli altri protagonisti della bravata. Intanto all'opera dotazione del Tempio non bastano le scuse del 24enne. I carabinieri di Venezia hanno ritrovato un prezioso dipinto di scuola fiamminga rubato nel 2001 che così a distanza di 20 anni dal furto è stato restituito al legittimo proprietario nel Bellunese. Domani a Bassano del Grappa la grande festa con la cerimonia di riapertura completa del Ponte Vecchio, la città pronta all'evento tra gioia e bandiere tricolori. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque l'avete sentito, sono 561.000 i veneti chiamati al voto nelle giornate di domani e lunedì, 84 i comuni interessati dal rinnovo, nessuna provincia è esclusa, si va dalle 23 municipalità del Veronese alle 8 del Bellunese, del Rodigino e del Trevigiano. La città più grande in termini demografici è Chioggia che sfiora i 50.000 abitanti, altre 9 superano i 15.000 residenti, ma non tutte sono soggette al ballottaggio se nessun candidato otterrà la maggioranza assoluta al primo turno. A Cittadella, Montebelluna e Oderzo vi sono infatti solo 2 sfidanti, sarà quindi un turno secco. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica, dalle 7 alle 15 di lunedì. L'eventuale turno di ballottaggio avrà luogo domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021. Confermate le misure di precauzione, uso della mascherina, igienizzazione delle mani. E dunque lunedì dalle 14.30 la maratona elettorale di Antenna 3, vincitori e vinti tutti i protagonisti del voto in una diretta non stop. Antenna 3 seguirà con una lunga diretta lunedì l'esito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre in Veneto. Dopo la consueta prima edizione delle 12 con gli aggiornamenti di cronaca e l'attualità della giornata, dalle 14.30 prenderà il via la maratona elettorale con ospiti e collegamenti dalle principali piazze in cui gli elettori saranno chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale. In Veneto i comuni al voto sono complessivamente 84, occhi puntati soprattutto su Chioggia nel Veneziano, Conegliano e Montebelluna nella Marca, Albignasego e Cittadella nel Padovano. Le operazioni di voto si concluderanno lunedì alle 15. A urne chiuse via i commenti con i protagonisti della campagna elettorale, valutazioni, dibattiti, previsioni e soprattutto i risultati che arriveranno nel corso del pomeriggio e poi durante la serata. Fino all'appuntamento con Ring a partire dalle 21.15 una non stop sul responso delle urne con ospiti, approfondimenti, collegamenti con gli inviati sul territorio e soprattutto con i risultati finali delle sfide nei comuni che seguiremo fino a tarda sera per delineare il nuovo scenario politico-amministrativo che si aprirà nei comuni al voto dopo questa tornata. Appuntamento con la maratona elettorale di Antenna 3 lunedì in diretta dalle 14.30. Siamo alla cronaca, ennesima tragedia sulle strade del Padovano. Nel primo pomeriggio ha perso la vita un uomo di 52 anni uscito di strada con la sua auto a Piove di Sacco. L'incidente è avvenuto poco prima delle 14, un sabato pomeriggio tragico in via Righe a Piove di Sacco, dove un'auto è andata fuori strada dopo essere finita contro il muretto che argina un fossato all'ingresso di una proprietà. Una bomba sentita dai residenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente. Accanto a loro i sanitari del 118 che hanno fatto di tutto per salvare la vita a un uomo di 52 anni. Ogni tentativo è stato vano e il suo cuore ha purtroppo smesso di battere. Indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.
Ed ora invece ci spostiamo a Portogruaro, paura questa mattina dove un ragazzo ha dato fuoco alle cucine di casa in seguito ad una lite con i suoi genitori. La gente in strada che aveva chiamato i pompieri e sono arrivati, abbiamo chiuso le finestre perché altrimenti il fumo veniva dentro. Attimi di paura questa mattina a Portogruaro intorno alle 7. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio scoppiato in un'abitazione nel rione di San Nicolò. Questo è quello che rimane dell'incendio appiccato in questa abitazione nella cucina in via San Martino a Portogruaro da un ventenne che aveva litigato con i genitori. Non sarebbe la prima volta, racconta qualche vicino, che il ragazzo, con tutta probabilità affetto da qualche disturbo mentale, si rende protagonista di episodi simili, con esplosioni di rabbia nei confronti dei genitori. E questa mattina, dopo la discussione, ha preso l'accendino dando fuoco ai mobili della cucina. In poco tempo le fiamme si sono sprigionate, tanto da essere visibili anche all'esterno, ma nel giro di qualche ora i vigili del fuoco sono riusciti a domarle tra non poche difficoltà. Nessuno però è rimasto ferito. Oltre a loro sono giunti sul posto anche i carabinieri e gli uomini della Guardia di Finanza, insieme all'ambulanza per ricoverare il giovane e sottoporlo a una cura sanitaria. Quando arrivo a casa ti taglio la gola, la donna ha avuto la forza di chiamare il 113 e la polizia ha salvato lei e i suoi 3 figli dal marito violento. È accaduto a Verona, commoventi le parole rivolte ai poliziotti dalla più piccola dei figli. Grazie amici, adesso ci sentiamo al sicuro. Una volta in questura la donna ha raccontato la sua vita di soprusi, minacce, violenze anche per l'abuso di alcol del marito, aggressioni fisiche a cui i figli talvolta assistevano e che tentavano di impedire piangendo e provando a fermarlo. La mamma e i 2 figli sono stati accolti ora in una struttura protetta, l'uomo è stato invece denunciato per maltrattamenti. Ed ancora cronaca, indagano i carabinieri su un episodio inquietante accaduto ai confini tra Montegrotto Terme e Battaglia. Un uomo di nazionalità marocchina è stato soccorso in un casolare abbandonato dopo essere stato legato e ferito. Lo hanno sentito urlare per il dolore e sono scattati i soccorsi. È stato trovato legato mani e piedi con una corda che gli passava anche il collo. L'uomo di origine marocchina abbandonato in un casolare disabitato nei pressi del Castello del Cataio tra Montegrotto e Battaglia Terme. Una punizione che ricorda i trattamenti riservati ai traditori dalla criminalità organizzata, quella su cui stanno indagando i carabinieri della compagnia di Abano Terme coordinati dalla Procura di Padova. 30 anni. L'uomo tagliuzzato in varie parti del corpo è stato soccorso e portato in ospedale. La stessa vittima avrebbe indicato gli autori del gesto e nella casa di un connazionale i militari avrebbero trovato un orologio rapinato allo straniero. Non sono esclusi nelle prossime ore ulteriori sviluppi sulla vicenda. Ci spostiamo nel Trevigiano, hanno fatto il giro d'Italia le immagini della Jeep sulle scalinate del Tempio di Possagno, dove c'è chi è pronto a chiedere il danno d'immagine nei confronti del 24enne autore del gesto di vandalismo. Sentiremo un legale per eventualmente chiedere anche il danno d'immagine, perché lo sfregio è stato grande e siamo un po' esterrefatti da questo gesto, perché per noi è inconcepibile. Parla direttamente dalla cupola canoviana Giuseppe Cugnal, presidente dell'opera dotazione del Tempio di Possagno, dove nessuno sembra intenzionato a perdonare il 24enne castellano, autore di quella folle discesa in jeep sulle scalinate mercoledì scorso, ripresa e rilanciata sui social. Il giovane è già stato denunciato dall'opera per danneggiamento nelle ore immediatamente successive al fatto, danni che sembrano tutto sommato modesti rispetto a quelli d'immagine, ma ancora da quantificare nel dettaglio. Ci sono dei gradini che sono segnati, sembrano, però valuterà il restauratore nostro e non so se uscirà anche la sovrintendenza, magari vuole, essendo un bene tutelato.
E sono tuttora in corso di identificazione da parte dei carabinieri i ragazzi che hanno invece diffuso le immagini via social. Per loro non si configura nessun reato specifico, ma è molto probabile una lavata di capo. Un fatto così grave, spiegano dall'Opera, non si è mai registrato. Certo, il tema del decoro dell'area non è nuovo. Ogni mattina c'ha qualche bottiglia di birra, qualche cartone di pizza e questo posto sacro, monumento nostro, è visto come un posto di bivacco. Quanto al 24enne della Jeep, si andrà avanti in sede giudiziaria. Non possiamo tollerare cose neanche lontanamente simili a queste. Questo è veramente troppo. È stato rilasciato il nulla osta al funerale di Valeriano Bottero, l'artigiano 52enne di Loreggia, morto sul lavoro lo scorso martedì. Si terranno a Loreggia mercoledì prossimo i funerali di Valeriano Bottero, il 52enne artigiano, morto martedì scorso precipitando da un cestello elevatore a 5 metri d'altezza mentre tinteggiava il capannone della Lavor Metal. Le esequie si terranno alle 15:30 di mercoledì nella chiesa parrocchiale di Loreggia, paese dove da sempre viveva, anche se negli ultimi tempi si è trasferito in provincia di Treviso in un residence a Castelfranco Veneto. Proseguono anche le indagini coordinate dal pubblico ministero Sergio Dini, che ha interrogato il collaboratore di Bottero che si presume stesse manovrando il cestello da cui è caduto l'uomo. È anche arrivato l'esito dell'autopsia che conferma che la morte dell'artigiano è dovuta ad una frattura molto estesa alla testa. Ed ora ci fermiamo per un attimo di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Nel dibattito politico sull'istituzione di un salario minimo entra anche l'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo il quale il provvedimento non è necessario. Il salario minimo per legge a 9 euro lordi all'ora non serve perché c'è già. Lo sostiene l'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo il quale la retribuzione oraria è già oggi superiore ai 9 euro lordi, anche in quasi tutte le categorie dell'artigianato, comparto che tradizionalmente conta i livelli retributivi d'ingresso più bassi tra tutti i settori economici del paese. Se conteggiamo la liquidazione, istituto che tra i grandi paesi d'Europa esiste solo in Italia, tutti i livelli dei contratti nazionali di lavoro superano i 9 euro lordi all'ora, anche in Veneto. Se alla liquidazione si aggiungono le quote retributive riconducibili ai contratti integrativi regionali o aziendali, al welfare aziendale e alle altre indennità non incluse nelle tabelle retributive dei rispettivi contratti nazionali, cioè gli accordi firmati dalle parti sociali più rappresentative, il minimo salariale, secondo la CGA, è ben sopra i 9 euro lordi all'ora. Per rendere le buste paga più pesanti non serve il salario minimo per legge, ma tagliare tasse e contributi, approvare una norma sulla rappresentanza sindacale che non consenta più l'applicazione di contratti pirata attualmente firmati da sigle sindacali fantasma. Se si ritoccasse al rialzo la retribuzione prevista dai contratti nazionali dei livelli più bassi, portandola a 9 euro lordi, la stessa operazione dovrebbe essere effettuata anche per gli inquadramenti immediatamente superiori. Diversamente, conclude la CGA, molti lavoratori si vedrebbero ridurre o addirittura azzerare il differenziale salariale con i colleghi assunti a livelli più bassi, pur svolgendo mansioni superiori a questi ultimi. A Piazzola, in Villa Contarini, l'Assemblea 2021 dei giovani imprenditori di Assindustria Veneto Centro. Aggiamo lo slogan dell'incontro che, partendo da dati più che confortanti di ripresa, guarda alla sfida più importante per il Paese, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È la generazione Erasmus dei giovani imprenditori, quella che si è data appuntamento, ritornando in presenza, all'Assemblea Pubblica 2021 dei giovani di Assindustria Veneto Centro. La ripresa è tangibile. A Padova e Treviso l'export è in crescita per un valore di 12,4 miliardi di euro, il 3,5% in più del 2019, anno pre-pandemia. Il mercato del lavoro in recupero. La produzione tra aprile e giugno segna un più 9,9% rispetto al 2019.
Covid-19. Sicurezze costellate di incognite come il costo dell'energia o il problema delle materie prime e dell'assunzione di personale formato con un orizzonte certo. Il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, di cui i giovani imprenditori chiedono con forza attraverso la loro nuova presidente Alice Pretto di essere protagonisti. L'Europa ce ne dà l'opportunità e noi vogliamo mettere anche la nostra parola, il nostro impegno, e quindi quest'anno lavoreremo per produrre un documento che presenteremo il prossimo anno e che sarà frutto delle nostre proposte concrete per il territorio. Fa eco il presidente di Assindustria Veneto Centro, Leopoldo Destro. I giovani devono essere parte integrante della squadra di Assindustria Veneto Centro. Il tema di oggi è Agiamo, io aggiungo agiamo coesi insieme. Imprenditori giovani con idee ed energie pronti a portare novità nella loro visione di impresa. Il fenomeno a cui stiamo assistendo è il rientro di figli di giovani, di imprenditori, stanno ritornando nelle aziende o addirittura rientrano dei giovani dall'estero e aprono nuove realtà, rilevano realtà, quindi non è solo una questione di start-up, ma è una questione anche di rilevare, di mettersi al fianco di imprenditori che non hanno un cambio generazionale, e apprendere nuove competenze e poi ovviamente con quello che si impara da altre culture non può che moltiplicarsi la forza. I Carabinieri di Venezia hanno ritrovato un prezioso dipinto di scuola fiamminga rubato nel 2001 che così a distanza di 20 anni dal furto è tornato al legittimo proprietario, un bellunese. Era stato rubato da una casa di Borca di Cadore nel 2001 e ricomparso sul mercato antiquariale quasi 20 anni dopo, quando a febbraio stava per essere venduto da una casa d'aste toscana. I carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Venezia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ragusa, lo hanno recuperato nell'ambito di un'ampia indagine a prevenzione e contrasto del commercio di beni culturali di provenienza illecita. Natura morta con vaso di fiori, raffinata opera pittorica tipica della scuola olandese, dipinta con tecnica ad olio su supporto in rame, costituita da una composizione floreale su sfondo nero e attribuita alla scuola fiamminga del XIX secolo e tornata al suo proprietario. I militari della sezione elaborazione dati, che quotidianamente monitorano centinaia di opere pubblicate in vari cataloghi di vendita, lo hanno identificato comparando la sua immagine con quelle contenute nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, il più grande database al mondo di opere d'arte rubate. Le indagini hanno ricostruito la storia del dipinto, che dopo il furto e la ricettazione è stato oggetto di svariati passaggi di proprietà attraverso diverse regioni italiane, sino a giungere nelle mani di un soggetto che aveva tentato di mascherarne la provenienza, dichiarando di averlo acquistato da una persona deceduta anni prima. Oggi 2 ottobre si festeggiano i nonni, l'occasione per lo IOV per fare il bilancio sui molti anziani assistiti, sono più di 1600, e sulle nuove frontiere di cura in campo geriatrico. La forza più grande è spesso nel loro sorriso, lo stesso di nonno Giancarlo, 75 anni, antiquario in pensione di Albignasego, che da dicembre lotta contro una forma rara di sarcoma, ma, dopo le cure, pensa di tornare a curare il suo giardino. Ciao nonno, come stai? È la domanda che l'aiuta a lottare. A farla i 3 nipoti, tutti tra i 3 e i 6 anni, bambini a cui si mostra in questi mesi con qualche capello in meno, ma con l'inossidabile sorriso. Ed è così per la stragrande maggioranza dei 1664 pazienti con più di 70 anni seguiti dall'Istituto Oncologico Veneto nei primi 7 mesi del 2021. La festa dei nonni, spiega Patrizia Benini, direttore generale dello IOV, è l'occasione per sottolineare l'importanza dell'oncologia geriatrica. Nonni che affrontano la malattia con forza, tenacia e coraggio, con la volontà di non arrendersi mai, cui, conclude Patrizia Benini, immaginiamo contribuisce il sostegno di figli, nipoti e amici. E in occasione proprio del giorno della festa dei nonni abbiamo raccolto le voci delle famiglie vicentine. La mia nonna mi ha insegnato a ridere, infatti quando ci troviamo facciamo un sacco di risate insieme.
Quindi è una nonna divertente? Assolutamente sì. Facciamo un augurio a questa nonna. Va bene, nonna, auguri, sei la nonna migliore. Quanto contano i nonni per le famiglie in questo periodo? Tantissimo, perché soprattutto per la crescita dei bimbi, soprattutto quando sono così piccoli, sono tanto utili e poi ci se ne accorge, insomma, soprattutto quando non ci sono e questo loro sono un grande aiuto, dall'asilo in poi. Quanti nipoti ha? Ne ho 3. Cosa fa fare a questi nipoti il nonno? Tutto quello che vogliono. I genitori lavorano e quindi hanno bisogno dei nonni che li aiutano e quindi contano veramente molto. Però è un piacere. È veramente un piacere, quindi si fa molto volentieri. È vero che da nonni si è diversi piuttosto che da genitori? È un amore tutto diverso. E con facciamo qualsiasi cosa. Il mio divertimento è proprio portarli fuori, farli vedere, in tempo libero li portiamo via in bicicletta, ma anche, non so, li abbiamo portati in giostra. Qualsiasi cosa diventa un divertimento, anche stare in casa, giocare con un libro nuovo, con un giocattolo nuovo, è un divertimento. E domani a Bassano del Grappa la grande festa con la cerimonia di riapertura completa del Ponte Vecchio, la città pronta all'evento tra gioia e bandiere tricolori. Noi abbiamo parlato con i bassanesi e con i turisti in visita. Siamo molto contenti, anche una bella occasione sia per la festa dei nonni che sono anche alpini, quindi siamo veramente felici di fare un giro oggi a Bassano in attesa anche del grande evento, insomma. È sempre bella Bassano da vedere e da godere sicuramente. Ci verremo anche domani probabilmente, così vedremo i festeggiamenti e il da farsi che ci sarà a Bassano. Com'è rivedere gli alpini in città Bassano? Gli alpini sono stupendi su tutto, sono i primi su tutto, quindi contenta di vederli. Sempre bello, vedere gli alpini è sempre emozionante. Come mai? Perché rappresentano qualcosa di importante secondo me per l'Italia, quindi viva gli alpini. È sempre stupendo a Bassano, un vero è sempre piacere. una coccola proprio veramente. E speriamo che domani sia piacevole come oggi, il tempo ci aiuti. E lasci fare una bella cerimonia a tutti i nostri alpini. Grandi celebrazioni questo weekend per voi, per il centenario della sezione ANA, come si sente? Mi sente bene, soprattutto mi sento orgoglioso di partecipare a questa grande famiglia. Noi veniamo dall'Abruzzo e siamo venuti qui proprio per festeggiare questo evento. Letteralmente a rullo di tamburi ha aperto le porte il Museo della Goliardia all'interno del Palazzo del Bo. Casa nel Palazzo del Bo, il Museo della Goliardia padovana, celebrato da una delle sue costole più conosciute, la polifonica Vitaliano Lenguazza. All'alba degli 800 anni di vita, l'Università di Padova celebra la sua storia e i suoi goliardi con a capo una rettrice donna e un tribuno donna, Apocalisse Valerianas. D'altronde abbiamo la prima rettrice donna dopo 800 anni di storia, quindi siamo tutti emozionati e speriamo insomma di portare avanti insieme quello che è la Libertas di Padova. La difesa dell'universo, Universis Patavina Libertas, il diritto allo studio e alla libertà di espressione. Poco da scherzare con i goliardi che di scherzi memorabili ne ricordano nella storia recente, dalle forbici consegnate al ministro Mancini in odore di Tangentopoli al maiale Gigi e il Porseo regalato a Giovanni Spadolini che lo accolse nella sua casa toscana. E di simpatico c'è ben poco nell'omaggio tradizionale al rettore all'apertura dell'anno accademico. Quindi il tribuno, regalando ogni anno al rettore una gallina, compra simbolicamente a nome di tutti gli studenti di Padova la libertà
la Libertas, la patavina Libertas, quindi è un qualche cosa di molto più profondo che non un simpatico regalo dei goliardi. Insomma, la gallina è il simbolo di quelle Libertas concesse agli studenti fin dal Medioevo da Federico Barbarossa, e scusate se è poco, è una gallina, ma dati i tempi in adozione a distanza, i goliardi l'hanno affidata fresca 24 ore fa alla neorettrice, da lei ribattezzata Galilea. Possibilità di venire a trovarla, portarla a spasso, sfoggiarla di fronte ai suoi illustrissimi ospiti. Non solo, le caratteristiche della gallina che io adotterò è che è una gallina bella, elegante, magnifica e simpatica. E poi i goliardi hanno aggiunto proprio come lei. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo ed ecco che lascia aperta la porta ad una perturbazione atlantica che nella giornata di domenica 3 ottobre porterà una lieve instabilità. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto condizioni di variabilità con nuvolosità irregolare, a tratti consistente, alternata a schiarite. Al mattino prevarrà il sole, probabili deboli precipitazioni sparse e intermittenti invece specie nella seconda parte della giornata. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 13 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra i 21 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui stessa situazione, inizialmente andrà meglio, a seguire, cioè nel pomeriggio, avremo locali temporali. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 21-24 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, tanto sole in mattinata, nelle ore pomeridiane peggiorerà con occasionali piogge. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 23 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.